Siamo con Umberto Gatti, selezionatore della Toscana, Toscana che sembrava avere in mano la partita, sul 3-0 addirittura ha avuto l'occasione per arrotondare, poi cosa è successo? Beh, direi innanzitutto è stato un rigore dato in maniera molto magnanima da parte dell'arbitro, anche perché c'era una punizione. Il 3-1 ha riaperto un pochettino la partita e poi il 3-2 ulteriormente. Insomma. Noi poi abbiamo avuto il demerito di sbagliare due gol praticamente da soli davanti alle porte, che ci avrebbe permesso di prendere un margine di vantaggio, naturalmente essere più sicuri. Sicuramente poi nella seconda parte loro hanno giocato molto con il lancio lungo, cercando naturalmente di fare il più possibile danni alla nostra difesa, in qualche caso ci hanno creato dei problemi. Sono contento perché la partita credo sia stata giocata bene da noi in qualsiasi momento, forse il Veneto ha giocato meno al calcio di noi e in qualche maniera sono stati, diciamo, puniti. Vorrei anche ringraziare il commissario tecnico Basso perché noi ormai ci conosciamo da qualche anno, alla fine della partita mi ha fatto i complimenti, credo che questo valga più di una partita vinta, che naturalmente ci fa molto piacere, eccetera. Il fatto di essere già a punteggio pieno ovviamente la prima partita e nell'altra partita c'è stato un pareggio, quindi siete in testa da soli. Il risultato mi dà una buona notizia. Sicuramente partire, chi ben comincia si dice dalle nostre parti a metà dell'opera, ma credo anche in questa zona qui. Insomma siamo contenti, ora magari vedremo di migliorare in qualche cosa e poi insomma all'inizio dei tornei sono sempre molto difficili perché non conosciamo le altre squadre, ora in qualche maniera si vedono giocare loro non conoscendole, insomma è stata una partita. Però insomma ecco, l'avevamo cominciata molto bene, abbiamo finito un pochettino in difficoltà, questo un po' mi dispiace, però è anche vero che se non si fa, quando si gioca a calcio non si soffre un pochettino, il gruppo è difficile più crearlo, da questo punto di vista credo abbiamo fatto un bel passo avanti, quindi aspetteremo con fiducia le altre prossime partite. Insomma. Bene. Grazie. Bene? Bene.